Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, su una premessa possiamo essere tutti d'accordo. Ferruccio De Bortoli non è un estremista con la bandana maga, non è un alfiere di biechi istinti populisti o un megafono dell'onda nera delle destre occidentali. Ferruccio De Bortoli è stato direttore del Corriere della Sera, è stato direttore del Sole 24 Ore, rappresenta un'eccellenza del giornalismo italiano d'establishment, sempre con un suo tratto originale e un suo spirito critico indubbiamente più sviluppato di quello che allinea nell'establishment medio, ma è appunto un'eccellenza dell'establishment, no? Non è un bieco trampiano di strada. Ebbene, Ferruccio De Bortoli firma sul Corriere della Sera un'analisi che è la stroncatura finale e definitiva, insospettabile, delle sentenze del mainstream dell'ultimo anno. Il titolo è: ma i dazi di Trump non dovevano rovinarci? Tutte le previsioni nere che non si sono avverate. Nonostante dazi, tensioni globali e inflazione, mercati e crescita USA sorprendono. L'intelligenza artificiale spinge gli investimenti, attenzione, l'export italiano regge. Cioè è sostanzialmente la disfatta delle Cassandre del mainstream. Consiglio assolutamente la lettura del pezzo di De Bortoli, perché fornisce argomenti oggettivi, numeri oggettivi, dati oggettivi rispetto al catastrofismo ideologico interessato. Andiamo a vederne alcuni. Citando degli analisti finanziari anche americani, De Bortoli ricorda che la borsa, i prezzi degli immobili, le quotazioni del Bitcoin e dell'oro, oltre all'offerta di moneta, sono ai massimi di tutti i tempi. L'inflazione su cui si sono a lungo aggirati gli avvoltoi del mainstream, assicurandoci che la politica commerciale di Trump avrebbe fatto esplodere l'inflazione, è sotto controllo, anzi nell'ultimo trimestre è sostanzialmente rimasta invariata rispetto alle previsioni disfattiste, al punto che la Federal Reserve si avvia finalmente a tagliare il costo del denaro, come Trump chiede, diciamo, in modo abbastanza marcato da tempo. Ovviamente la borsa che segna Wall Street segna exploit in questi giorni è in gran parte tirata dalle aspettative sull'intelligenza artificiale, ma anche lì c'è un legame col governo di Trump, no? Che ha iniziato questo secondo mandato chiarendo come il settore delle big tech, delle nuove tecnologie e degli sviluppi della AI siano una priorità economica e anche geopolitica per l'amministrazione. Ricordate che al suo discorso di insediamento c'erano tutti gli esponenti di spicco di questo comparto. Anche la crescita dell'economia americana continua a segnare punti, mentre l'Eurozona sostanzialmente ristagna. Nel secondo trimestre l'economia americana è cresciuta del 3,8%. E poi, questa è, come dire, è una disfatta al quadrato rispetto ai gufi nostrani. De Bortoli ricorda come in agosto sì c'è stata un contraccolpo sulle esportazioni italiane negli Stati Uniti, ma in settembre le esportazioni viceversa sono cresciute del 34,4%. Il dato è sorprendente. Sempre a settembre il saldo della bilancia commerciale extra UE è risultato positivo per 2,7 miliardi. E poi ci sono altri dati significativi che vi invito a leggere, perché è divertente come De Bortoli metta in fila tutti gli indicatori economici principali che dovevano andare male e noti come stiano andando bene, addirittura quello delle nostre esportazioni verso gli USA, che sarebbero state devastate dai dazi di Trump. Oltre a essere un lodevole esercizio di analisi realistica rispetto alla bolla ideologica,
questo elenco, diciamo, di dati positivi ci ricorda anche, diciamo, il Trump vero rispetto alla caricatura di Trump, quella che viene allestita a volte taroccandolo proprio. Sapete di questi giorni lo scandalo della BBC che con un montaggio totalmente tarocco ha provato a far dire a Trump cose che non aveva detto. Ma c'è la caricatura di Trump e poi c'è la realtà anche della sua politica economica, che mira anzitutto a riequilibrare la bilancia commerciale degli Stati Uniti, nell'interesse del suo elettorato, poi, del forgotten man americano che l'ha votato, il vero dimenticato, non il fighetto di Manhattan che vota Mamdani, a riportare produzione in America, ma anche a chiudere l'era della globalizzazione acritica e asimmetrica che si scrive globalizzazione, si legge concorrenza sleale della Cina rispetto al mondo libero. Quindi da questo punto di vista proprio l'intento geopolitico della politica economica di Trump è nostro interesse. Quello che è sicuro è che i gufi, le Cassandre, i profeti di sventura, gli antitrampiani in servizio permanente effettivo avevano torto. Non lo dice un influencer ultra maga dal suo sottoscala, lo dice sul Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.